Positivo il riscontro fatto dagli assessori della Giunta Comunale di Aragona, retta dal sindaco Giuseppe Pendolino, nel corso del consuntivo fatto della sua attività amministrativa e della riproposizione della sua candidatura anche per le prossime elezioni. Gli assessori Francesco Virone nella qualità di vice sindaco, Maria Grazia Licata come assessore sport, turismo e spettacolo, Mariella Sardo assessore al bilancio patrimonio e personale, Stefania Di Giacomo Pepe assessore servizi sociali e istruzione si ritengono soddisfatti nonostante la situazione finanziaria si è presentata assai difficile per via del default e della crisi pandemica dovuta al Covid-19. Sì, come ho detto appunto in conferenza stampa, tanto è stato fatto durante questi 5 anni, ma molto di più poteva essere fatto. Questo a causa appunto del dissesto finanziario che appunto ha ostacolato il nostro mandato. Ciò non vuole essere appunto un trincerarsi dietro dei pretesti o mettere le mani avanti, ma è soltanto un dato di fatto che non ci ha permesso comunque di portare a termine tanti di quei servizi e tanti di quei progetti e attività che il nostro programma elettorale poneva in essere. Ecco, poi l'avvento appunto della pandemia ha ulteriormente appunto compromesso tutte quelle che erano le attività e i servizi che potevano essere erogati. Fortunatamente si sta cercando di uscire dalla pandemia e soprattutto dall'impasse del dissesto finanziario, quindi ci auspichiamo nel più breve tempo possibile di ripartire e quindi poter garantire tutti quei servizi che sono stati soppressi, soprattutto in virtù appunto della nuova campagna elettorale, sinergicamente con coloro che appunto si uniranno a noi, di rielaborare un programma che sia consono appunto alla nostra comunità. Difficile perché comunque la normativa del bilancio non è una normativa facile da interpretare, siamo stati aiutati tantissimo anche dal nostro segretario comunale, però sì, auspichiamo comunque di uscire al più presto, quindi speriamo di rispondere brevemente e velocemente a questi rilievi in modo tale che la nostra ipotesi di bilancio arrivi alla conclusione dell'iter, quindi che venga approvata e da lì possiamo avere una nuova ripartenza, perché anche se, insomma, come ha benissimo illustrato il sindaco, il vice sindaco e gli altri assessori, siamo riusciti ad andare avanti. Con i finanziamenti esterni però siamo riusciti comunque a dare un impulso alla nostra azione amministrativa. Allora, devo dire che avere questa delega in un periodo così particolare qual è stato quello della pandemia non è stato facile sotto diversi punti di vista, perché fare politica in un periodo di pandemia e amministrare quindi il bene comune non è stato facile. Ma al di là abbiamo cercato di salvaguardare la tutela dei cittadini, anche se un obiettivo di fondamentale importanza è stato raggiunto, è stato preso un progetto, ottenuto il finanziamento, portato a termine, che è quella del campo sportivo. Il campo sportivo che ha segnato la ripresa per gli aragonesi, non solo dal punto di vista dell'attività sportiva vera e propria, in quanto ci sono 9 squadre, ragazzi che si allenano di tutte le età sia maschile che femminile, ma questo ha riportato a una riapertura perché ormai è diventato un centro di aggregazione che vede, specialmente con le squadre che abbiamo alle provinciali, con un campionato appunto che siamo tra i primi in classifica, raggiunto dei traguardi positivi. Questi ragazzi sono l'orgoglio anche nostro, della nostra comunità, in quanto ha permesso il ritorno di tutte le famiglie la domenica al campo sportivo. Noi in questi anni abbiamo fatto il riequilibrio di bilancio, che questo è stato un dramma per la nostra collettività. Nonostante ciò molti servizi li abbiamo dovuti garantire e nello stesso tempo abbiamo messo a disposizione delle somme del nostro bilancio per poter assumere quegli impegni che avevamo preso con il territorio di Aragona, e nella fattispecie l'impegno è stato preso per quanto riguarda la realizzazione della fogna di Caldare. Molte altre opere non finanziate con il bilancio comunale le abbiamo preso delle iniziative a carattere regionale e molti finanziamenti sono stati raggiunti per fortuna, e molte opere pubbliche si stanno realizzando e molti cantieri sono in corso d'opera per dare quelle risposte necessarie all'intera collettività.